Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, Fioi, aggiornamento di Foot, Weekend League e quant'altro raga. Allora, ho rivoluzionato completamente la squadra perché dopo, insomma, purtroppo non tutti hanno visto la live su Twitch dopo l'incazzatura con i Totti, perché veramente spacchettare 100 euro e non trovare un cazzo. Mi sono girati abbastanza in marrone, allora mi sono messo a giocare e a cercare di fare investimenti più o meno giusti, proprio perché in quel periodo le certe carte sono scese, quindi avevo già venduto la squadra prima e ho fatto un po' di rivoluzioni, insomma mi sono portato ad avere una squadra con ben 5 icone, più altri buoni giocatori e addirittura Dio, insomma avete già capito, comunque c'è un Dio nella mia squadra. Allora, diciamo che ho 10 undicesimi non scambiabili, cioè, anzi, ho due giocatori non scambiabili, due giocatori scambiabili e il resto non scambiabili, quindi sì, 9 undicesimi. Allora, il primo ho trovato, in realtà anche questo, volendo posso anche scambiarlo perché l'ho trovato, Lloris, poi mi sto trovando da Dio rispetto a De Gea, Courtois, Ederson, Allison, tutti, cioè, con Lloris mi sto trovando da Dio, quindi lo consiglio, non costa neanche tanto, l'ho trovato molto molto affidabile come portiere. Ok, poi vabbè Walker è uno delle vecchissime guardia, infatti l'ho pagato ancora all'epoca 97.000 crediti, 1169 partite a quest'uomo, di cui 1155 con me, veramente c'è un bel porcone. Poi vabbè ragazzi, Campbell, un'icona che forse avete già visto, ne parlano, insomma, non ho sentito recensioni devastanti, ma io con Campbell mi sto trovando no bene di più. Cioè, non mi fa rimpiangere Van Dijk o Sanchez o Bailey, proprio un bel difensore. Poi ragazzi, eccola qua, una new entry, ragazzi, il capitano Franco Baresi. Allora qua ho sentito di tutto. È basso, è scarso, è una pippa, per me non è assolutamente vero. Cioè, no, intanto cerchiamo di comprarci o comunque di avere anche giocatori che ci piacciono, non per forza solo quelli buggati o considerati forti dai pro. Però Baresi veramente mi ha stupito perché intanto l'ho preso con l'SBC, non so, io un'icona l'ho pagato 250.000 crediti praticamente. Ragazzi, ha una pulizia nell'intervento, cioè questo non fa mai fallo, cioè è veramente rarissimo vedere un fallo di Baresone, cioè non mi ha soddisfatto al 100%. Ho fatto anche un gol perché le ho messo tiri e rigori, quindi il nostro rigorista è Francone, perché così, perché fai le Baresone, da buon milanista non possono vedere Baresi almeno battere i rigori, cioè, deve segnare qualche gol, cioè, questo è l'obiettivo del Cuore. E niente, io ragazzi ve lo consiglio, cioè, nel senso fatela e dopo giocate anche con Baresi, cioè, sinceramente dell'altezza non me ne frega niente, fa degli interventi perfetti, non è mai falloso, cioè proprio pulitissimo, e anche un gol fatto su rigore in Weekend League, che tra parentesi abbiamo finito con un Euro 2, solito Euro 2, vabbè. Ok, andiamo avanti. E poi ragazzi, altra new entry, ho fatto solo 2 partite, però la volevo provare assolutamente, mi è costato alla fine pochissimo, sui 40.000 crediti, avevo parecchi giocatori scozzesi, e Tierney veramente, ho fatto solo 2 partite ma mi ha già impressionato, cioè è a tutto campo, è veramente un bestione. Eh, Adesso dovrebbe stare sui 110.000 crediti su Xbox e sui 96.000 su PlayStation. Se volete farlo, veramente, io che posso ibridarlo perché ho parecchie icone, è veramente una bestia. Bravo Tierney. Poi ragazzi, finalmente una sculata in un pick. Proprio penso nel pick di Oro 3, che avevo fatto Oro 3, ho fatto l'altra perché veramente nella settimana dei Toti ho giocato no di merda di più. Ho fatto 16 vittorie infatti, però cioè, con Oro 3 trovo il migliore, Fernandinho, che a sto punto cioè, è chiaro che non è Kanté, però non è neanche malissimo, 92 partite, un gol e 2 assist, neanche male. Comunque sono un buon giocatore, non è Kanté, però è un ottimo ripiego che non pagato, meglio di così sinceramente. Non poteva andare. Poi vabbè, abbiamo Kevin e De Bruyne che è sempre una garanzia, adesso gioca a centrocampo, adesso capirete il perché, comunque ho cambiato modulo, De Bruyne vabbè che dire, 305 partite, 96 gol, 109 assist, un giocatore iper affidabile veramente, può giocare anche lui trequartista e centrocampista, lo fa perfettamente.
Poi raga, ragazzi, new entry. E questo raga, sono veramente strasoddisfatto per questa sfida, però ho dato via Rivaldo. Rivaldo mi è dispiaciuto tanto perché è veramente un gran giocatore, però l'unico problema è che mi imponeva sempre di giocare col modulo con le fasce, sinceramente mi hanno rotto le balle. Anche perché so io ho un progetto in mente, cioè un progetto, mi piacerebbe, cioè il mio obiettivo è Cruyff, per quanto adesso ho pochissimi crediti, però mi piacerebbe prima o poi portarlo a casa, il profeta del gol. Però vabbè, comunque Balla che è veramente bel giocatore, 74 partite, 20 gol, 16 assist a tutto campo. Eh, io lo uso come centrocampista, ma anche come CDC può andare bene. Metti ombra su giocatore qua, veramente è ovunque. Sono pentito per averla fatta prima, però alla fine l'ho pagato, contando che l'icona ce l'avevo, giocatori nel periodo di... l'avrò pagato sui 600.000, non male Michele. Poi raga, eccolo qua, questo è veramente un drogato biblico. Gianfranco Nezzola, 46 partite, 18 gol, che per carità non sono tantissimi, anche se sono trequartista, però 38 assist, cioè ragazzi, questo è una bestia, è veramente una bestia. Cioè, vi consiglio Predatore come stile intesa. Questo è scambiabile, ho pagato 610.000 crediti, purtroppo l'ho pagato più, cioè l'ho dovuto comprare per forza a questa cifra perché dovevo giocare assolutamente delle partite. Sta anche a 5,80, vabbè, tanto non so, non penso di venderlo, veramente ve lo no consiglio di più, la versione baby secondo me è la migliore. Boh. Poi raga abbiamo Shevchenko che torna, perché l'avevo venduto a 1.080.000, adesso costa 800 e mi sono fatto l'SBC che non l'ho pagata un cazzo praticamente. 100 solito score incredibile, 140 partite, 116 gol e 67 assist. Tutti dicono che non sia forte, io sinceramente non capisco, per carità è il mio idolo, quindi cioè, probabilmente con me rende anche di più, però Fiori, cioè, veramente è tanta roba, pagandolo molto molto meno. L'ho rivenduto per rifarmi l'SBC, sinceramente, tanto bene anche sculato, se non mi ricordo chi, ma ho preso un bel giocatore con la sfida di Sheva. Ok, e poi ragazzi, Dolcis in fondo, eccolo qua. Ragazzi, Dio Ibra, cioè, io non so che dire, raga, tanto non preoccupatevi della stamina 71, ragazzi, l'attaccante se rimane avanti è una veste, ma 74 partite, 67 gol, 44 assist. Raga, Dio Ibra, non serve aggiungere altro, veramente un godimento atroce. Questa è la squadra, raga, con questo modulo qua, non male, come riserve ho il solito Son, Bailey che mi salva il culo non so quante volte, Parley, Torreira, dopo vabbè i 3 scandali e qua questi li metto in tribuna che si fanno le pippe mentre mi guardano, quindi molto bene. Raga, che ho cambiato anche il nome della squadra, adesso è Milan Legend perché vorrei fare una squadra molto vicina al Milan, piacerebbe mettere qua Rijkaard, però sono comunque 1000 bombe più un'icona. C'è 1 milione di bombe, 1 milione di crediti più un'icona, cioè, nel senso, cioè alla fine non lo so, è un po' dura perché di queste icone non vorrei togliere nessuna, devo pensarci, vabbè, comunque è buono. Ok, ho 88.000 crediti. E... e niente ragazzi, apriamo i pacchi. Allora, in Weekend League ho fatto 17 vittorie, purtroppo, quella qua. Boh, il mio fatto massimo sono arrivato a 19 vittorie. Non riesco ad andare oltre per il momento, bestemmio troppo. Vabbè, purtroppo è così. E adesso sarebbe bello sculare. Vai, apriamoci i paccotti. Ma sarebbe bello almeno un walkout. Sono usciti anche le stelle, come si dice, i giocatori, le possibili stelle, le future stelle. C'è Cutrone che è meraviglioso, ma costicchia sinceramente, costicchia. Non lo so se comprarlo o no. Sarebbe bello trovarlo, ma non siamo molto fortunati. Penso a trovarlo qua sarebbe bello, però. Sarebbe proprio una figatona. Vai, e qua. Vai di bianco, icona, Cruyff, magari, cazzo. Mamma mia, i pacchi, quelli che ti regala l'Electronic Arts, veramente sono una cosa. Poi giocatori teniamoli, va, che praticamente non abbiamo più nessuno nel club.
Vabbè, però 1500 me li tengo, me li godo proprio. Shaki vale qualcosa, 1,5. Beh, vale molto. Ok, quarta divisa ce l'ho anche. Oh, non vale un cazzo, non vale, mamma mia. Porca miseria. Vai, ciao. Adesso mi pacchi, diciamo, un attimino migliori, quelli delle fuori classe 1 delle squad battle. Dai, bughiamo il sistema, ti prego, dammi un walkout, almeno ci godiamo un walkout. Sì, non ci credo, non ci credo. Dai, un bel giocatore, ti prego. Italia. Ma dai, ma dai. Sì, oh, pazzesco. L'altra volta Higuain abbiamo beccato. Siamo sempre giocatori. Beh, dai, poteva andare anche peggio. Quanto vale? 45, 38, bello meno. Sinceramente, no? 38 me li piglio, lo vendiamo a 37, dovremmo venderlo. Poteva, cioè, insomma, no, alla fine non è andata male, dai. Dembele invece se costa poco, sì, beh. Dembe si tiene, non vale un cazzo. Beh, dai. Se ce li teniamo così abbiamo un po' di giocatori. Ok, Arsenal, Brasile, ciao. Buono, buono, very good, very good, very good. Con le squad battle però un walkout quasi sempre, cioè questo non posso non dirlo. Adesso 2 walkout è praticamente impensabile, quindi mettiamocela via. Incredibile, incredibile, incredibile. 2 walkout. Belgio? A te? Non ci credo, tutto il Napoli. Mertens. Due sculate però, eh. Porca puttana, oh. 29. Cazzo. Beh dai, non male, non male, non male, non male. Poteva andare molto peggio, godo. Due belle sculate, contando che sono insomma le squad battle, non male. Godo, godo. Me lo godo, me la godo. Ok, si gode, a cannone si gode. E Dembélé doppione! Ma non ci credo. Pazzesco, no, vabbè. Sono quelle cose incredibili. Dopo spendi 100 euro e non trovi niente. Veramente, questo è FIFA, signori. This is FIFA. E voglio guadagnare con lo stadio del Tottenham, cazzo. Ok. Ok. Maglia Belgio vale qualcosa? No, un cazzo. Ciao. No. Ciao, baby. Molto bene, raga. Allora, raga, ho sorto il comandone veneziano. E niente, come avete visto, insomma, adesso sto caricando più Fly Simulator. Io cercherò adesso col canale di portare Fly, magari Aerotrack e ogni tanto gli aggiornamenti di FIFA. Poi vediamo, insomma, cosa fare. Sono in un periodo un po' così, lo sapete, nel senso non so bene che cosa fare perché vorrei riportare il canale un po' alle origini. Però ogni tanto voglio portare qualche aggiornamento su FIFA perché non sto giocando parecchio e sinceramente ci tengo. Niente raga, sotto il comandone veneziano. Alla prossima. Ciao!